Dallo scorso 1° novembre presso tutti i punti nascita ASP, i centri vaccinali del servizio di epidemiologia e gli studi dei pediatri di libera scelta è possibile eseguire l'immunizzazione passiva con anticorpo monoclonale per il virus respiratorio sinciziale, meglio siglato come RSV, per i neonati e i lattanti. La profilassi si esegue con una semplice puntura intramuscolo, è altamente sicura e viene proposta nei punti nascita alla dimissione. Il virus respiratorio sinciziale, spiega il direttore dell'unità operativa complessa UTIN e neonatologia di Agrigento, Maria Grazia Mula, è la prima causa di bronchiolite sotto l'anno di vita, condizione questa che porta spesso ad ospedalizzazioni e insufficienza respiratoria. I bimbi più a rischio sono i pretermine, i neonati con patologie congenite, ad esempio le cardiopatie, ma anche i nati sani in periodo epidemico, cioè da novembre a marzo. La prevenzione delle malattie da RSV in tutti i neonati è un'importante priorità per la salute pubblica, in quanto non è disponibile attualmente una terapia specifica per il trattamento delle patologie da RSV.